Questa trasmissione è offerta da Sistemi Pordenone, Udine, Vicenza. Buonasera, ben trovati a questa puntata di Economy FVG. Lo vedete dal nostro titolo, parliamo di emigrazione questa sera, un'emigrazione che la nostra terra, il Friuli, conosce molto bene, i friulani sono dappertutto e l'ente Friuli nel mondo tiene questi rapporti costantemente. Le persone che sono in giro per il mondo, quelle che sono partite da qui, ma anche i loro figli hanno un legame fortissimo con la nostra terra e su questo ci si interroga anche costantemente per rafforzare questi rapporti, per raccontare le storie di chi è partito e ritornato. Insomma, le storie sono veramente tante, come dicevo, perché i friulani sono veramente in tutto il mondo. E allora proprio nello scorso fine settimana, venerdì e sabato, c'è stato un importante seminario di studi proprio qui a Udine, promosso dall'ente Friuli nel mondo, che ha voluto fare un po' i conti tra la vecchia emigrazione e la nuova emigrazione, le generazioni a confronto. Di questo vogliamo parlare questa sera con gli ospiti che abbiamo in studio, ma anche facendo dei collegamenti in alcune parti d'Europa, in questo caso, per vedere e scoprire le storie che ci sono dietro. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, a partire da Franco Jacob, presidente dell'ente Friuli nel mondo. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. E buonasera anche a Pierino Chiandusi, in rappresentanza di Confartigianato Udine, perché, come vedremo, l'emigrazione, l'economia, la ricerca delle figure professionali che ci sono, che mancano, sono strettamente collegate. Allora, buonasera Chiandusi. Grazie a voi. E allora poi ci sono le storie dei friulani che sono andati all'estero, di quelli che sono tornati, di quelli che sono andati all'estero e ci sono rimasti, e cominciamo da quelli che sono andati e tornati. Buonasera e benvenuto ad Alex Nadalutti. Buonasera. Che è stato scozzese per un periodo, ma poi ci racconterà bene la propria storia. Come dicevo, ci sono anche i friulani all'estero che all'estero stanno bene, ogni tanto ritornano ovviamente, ma vivono in un'altra parte d'Europa. In questo caso andiamo a Stoccolma, in Svezia, da Anna Scaini. Buonasera Scaini. Buonasera a tutti. Buonasera, e poi abbiamo un altro collegamento, in questo caso dall'Irlanda, da Dublino, dove c'è Valentina Settomini. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, grazie a tutti i partecipanti. Io partirei subito dal presidente Jacob per chiedergli un po' un bilancio intanto di quello che è stato questo importante seminario di studi a Udine, che vi ha dato l'opportunità di dialogare, di confrontarvi su nuove migrazioni, vecchie migrazioni e anche i problemi che però riguardano l'economia, se vogliamo. Sì, intanto grazie per questa attenzione che viene data a questa iniziativa, di cui giustamente l'Ente Friuli del Mondo è capofila, ma partecipano e collaborano anche le altre associazioni dei corregionali all'estero, in quanto il tema è un tema trasversale ovviamente anche alle identità regionali, perché fa parte, compete direi all'intera regione, soprattutto al futuro di questa regione. Il futuro di questa regione abbiamo per questo voluto stimolare un dibattito che crediamo sia di grandissima attualità. Io sono reduce proprio in questi giorni da una missione in Argentina e Uruguay, i nostri focolari storici, migrazioni che sono iniziate oltre 100 anni fa e fanno la storia di quell'emigrazione, direi per necessità, cioè quell'emigrazione che era dovuta perché si cercava una propria, la sopravvivenza, si cercava la possibilità di avere un lavoro, di avere un sostentamento, di avere gli strumenti, magari anche per costruirsi poi un futuro, che per molti, quasi per tutti, è significato un futuro lontano da questa patria, con difficoltà di non poco conto, e quando si va in queste zone si visitano questi focolari, queste famose urlane, insomma, questa realtà si coglie proprio questa lontananza che si è cercato di mitigare attraverso la ricreare attorno a un focolare simbolico posto proprio nella struttura, un luogo, no, nel quale rifare la comunità di origine. E questo era un'emigrazione che
questa regione ha significato fino agli anni 60 anche una fonte di reddito, perché le rimesse degli immigranti, quello che c'è stato spesso come appunto impegno di chi emigrava nel sostenere anche le famiglie di partenza è stata ovviamente una fonte di reddito e di sostentamento reale. Oggi siamo di fronte a una nuova immigrazione, l'esempio lo vediamo qui, è un'immigrazione ovviamente di competenze, di conoscenze, un'immigrazione di opportunità, è un'immigrazione quindi nuova che ha a che fare certo anche con la globalizzazione, no? Con questa internazionalizzazione ormai del sistema, del nostro mondo, tra l'altro anche un nuovo rapporto con le distanze, con i paesi esteri. Una battuta che mi ha fatto un emigrante anziano proprio a Montevideo, mi dice, ma poi tra l'altro oggi cosa vuoi? Mi dice, sì, noi partivamo con la nave, stavamo via un mese e mezzo, avevamo una lettera ogni 6 mesi da casa, adesso col telefonino parli in diretta, no? Ti scambi, ti vedi, se hai bisogno di una cosa urgente prendi un aereo in un giorno, fai 10.000 chilometri. E su questo la fermo perché allora in un secondo andiamo a finire a Stoccolma e andiamo da Anna Scaini per chiederle che cos'è che spinge oggi un giovane a lasciare il Friuli per andare a cercare, in questo caso in Svezia, fortuna, non più, come diceva il Presidente, chiaramente la necessità di sopravvivere, ma che cos'altro? E un po' se ci racconta la sua esperienza, ecco. Sì, sicuramente non è più necessità, è vero. Nel mio caso io sono ricercatrice, quindi sì, sono andata, la prima volta sono andata all'estero con un Erasmus e poi sono rimasta all'estero più o meno sempre, quindi prima in Spagna, poi in Lussemburgo, poi in Inghilterra e adesso in Svezia. E per un ricercatore questo è anche importante perché impariamo competenze diverse, riusciamo a diventare più incisivi anche nella ricerca che facciamo. Che differenza c'è tra la Svezia e il Friuli? In positivo e in negativo, eh? In positivo sicuramente l'attenzione alle famiglie, il modo in cui il lavoro viene visto e anche quello che non è solo lavoro viene anche preso in considerazione forse un po' di più. E in negativo ovviamente manca tutto, manca la famiglia, mancano gli affetti e per certi versi anche il clima. Adesso entriamo in una fase un po' difficile in Svezia. Io torno sempre un mese almeno in Italia in inverno. Immagino che lo dica per il freddo. Sì, il freddo e il buio, anche il buio è terribile. La sua è una storia tipica perché purtroppo, dico io, sono molti i ricercatori che se ne vanno, perché sembra quasi che in Italia ci si riempie spesso la bocca, no, sulla ricerca, l'innovazione, eccetera, però poi alla prova dei fatti molto spesso chi fa il ricercatore è quasi costretto ad andarsene, in parte per fare nuove esperienze che naturalmente servono, ma perché poi anche a livello economico, di tante altre cose, all'estero si è più valorizzati, immagino. Lei in che settore della ricerca è specializzata e condivide insomma questa riflessione? Sì, purtroppo condivido, è difficile forse soprattutto quando si è un po' più giovani e essendo donne ancora un po' di più, affermarsi nell'ambito della ricerca. Sicuramente in Italia in generale direi nel sud d'Europa è un po' più difficile, mentre io sono andata sempre un po' più a nord e ho visto un po' un cambiamento in questo senso. Non c'è un posto perfetto. Però sicuramente è un pochino più facile qui. Sono migliorata molto, ho avuto qui, soprattutto in questo dipartimento, adesso lavoro in idrologia e sostenibilità, insegno entrambe e sono ricercatrice qui e quindi ho sia a che fare con studenti, quindi posso aiutarli anche a crescere loro e ad avere un modo di pensare alle risorse acquatiche un po' in un modo diverso forse. E allo stesso tempo io vengo trattata molto bene, mi viene data molta libertà, mi sento molto a mio agio anche con le mie idee. Non le ho chiesto da dove viene, da che città, paese del Friuli? Belgrado di Varmo, Udine. Ecco, perfetto, perché anche le frazioni sono importanti. Poi resti lì, poi andiamo a Dublino, Chiandussi. Voi artigiani lo sapete bene, in questo caso stiamo parlando di ricercatori, ma in ogni caso già siamo purtroppo nel pieno di una grande crisi demografica.
e poi dall'altra parte anche i migliori spesso se ne vanno. Allora le nostre aziende, che sono comunque aziende d'eccellenza, competitive, innovative, che si danno da fare tutti i giorni, però poi si scontrano con questo fatto, insomma i migliori cervelli spesso se ne vanno, è difficile attrarli e anche nelle competenze manuali. Questo è un problema che riscontrate, immagino, costantemente. Assolutamente. Beh, intanto mandi alle corrispondenti di Stoccolma e di Dublino. Ho conosciuto, mi pare anche lei, forse no, l'altra ragazza mi pare ci siamo visti al convegno quando l'abbiamo fatto anche pochi mesi fa. Beh, che dire, abbiamo parlato calo demografico, però questo calo demografico ci porta comunque a riparlare di immigrazione, ma non solo la prima immigrazione che è stata, come ha detto il Presidente, c'era la nave che poi doveva portarci nei lontani paesi e adesso il mondo è cambiato, d'accordo, però riparlare di immigrazione sia per quei giovani che trovano in Europa e anche nei vari continenti un loro futuro, la voglia di provare. Sono preparati, è molto importante e perciò avere una formazione, una preparazione, essere immigrati è già una cosa più, diciamo, competitiva. Per il resto, io come rappresentante di Confartigianato Imprese, dobbiamo dire che questa analisi che è appena stata fatta è sicuramente nei numeri è molto, diciamo, severa, perché noi, oltre che a perdere molte imprese, no? Ma le perdiamo anche perché c'è un ciclo che si chiude, non c'è la trasmissione d'azienda e questo comporta la non continuazione poi magari di aziende familiari. Perciò adesso ci troviamo a dover reperire sicuramente nuovi piccoli imprenditori, perché noi siamo piccoli, ma la piccola impresa è quella che ha dato vita e linfa a un paese economico come l'Italia. Orgoglioso di essere stato artigiano io per 43 anni e orgogliosi di appartenere a un'associazione come Confartigianato Imprese. Perciò siamo arrivati a questo e dobbiamo continuare sicuramente a interessarci di questo sistema di immigrazione, vuoi per riconoscere, perché Confartigianato assieme in sinergia completa con Ente Friuli nel Mondo, noi è il quarto anno che abbiamo riproposto il Foramba. Foramba è la formazione di ambasciatori delle eccellenze friulane, che noi selezioniamo dei giovani anche tramite i Furlan sparsi per il mondo, più parte Sud America, adesso penseremo, Presidente, anche a farlo sicuramente a confini più vicini, però poter portare qui ragazzi che sono in prima, seconda, terza generazione. Certo. E quando ho avuto l'opportunità di conoscerli, sia qua, e il Presidente mi ha dato anche l'esperienza di conoscerli anche in Argentina, io ho ricevuto delle emozioni forti, perché noto in questi ragazzi di terza generazione una curiosità, un attaccamento per quello che hanno sentito dagli zii, molti dai vengono nonni. qui proprio per quello che hanno sentito, vogliono vederlo con i propri occhi. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi sentiamo anche le storie di Alex Nadalutti e di Valentina Settomini, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG a raccontare l'emigrazione di un tempo, ma soprattutto quella di oggi con i nostri ospiti, Ente Friuli nel Mondo, la Confartigianato, ma anche le storie dei giovani che sono andati in giro per il mondo. Qualcuno è tornato, come il caso di Alex Nadalutti, che ha avuto un'esperienza in Scozia, però adesso è rientrato anche in Friuli. Ora, qual è la sua esperienza e come l'ha vissuta? Ma io sono partito anni fa, nel 2017, e sono andato in Scozia con pochi soldi. Ho fatto la mia esperienza in diversi settori lavorativi e lì ho avuto l'opportunità di formarmi a livello insomma, del lavoro che poi mi occupo, nel sociale, e lì ho avuto la possibilità appunto di lavorare come operatore sociosanitario e tramite l'azienda ho fatto il corso per cui poi sono diventato operatore. Dopodiché
mi è capitata l'opportunità tramite amici di ritornare in Italia e sono ritornato. Adesso lavoro come educatore per minori stranieri non accompagnati in una comunità nel territorio. Sì, allora il paese da dove viene? Adesso? Sì, adesso che è là in Scozia. Io sono di Remanzacco, sì. E io vivevo ad Dumfries in Scozia, sotto Glasgow. Quanto tempo ci è rimasto? Ho fatto 6 anni là. Allora, due settori che sono al centro anche delle nostre cronache, la sanità da una parte, certo, l'immigrazione con la gestione anche del problema migranti dall'altra. Allora le chiedo innanzitutto, visto che si parla molto della nostra sanità che non se la passa benissimo, che differenze ha trovato con il sistema sanitario in Scozia, un po' come funziona lì? Ma là c'è molto più aiuto, nel senso che se hai dei problemi appunto a livello sanitario, anche a livello di, adesso prendo per esempio il mio lavoro, seguire persone con disabilità, là lo Stato ti aiuta, quindi dà soldi alla famiglia e la famiglia li investe poi nelle cooperative che seguono le persone con disabilità. E infatti lavorano tante cooperative, si lavora a turno, non hai solo come qua magari il badante che sta 24 ore, ma c'è 3 persone che lavorano nello stesso giorno. Diciamo il pubblico è più presente rispetto a quanto succede qui nell'assistenza domiciliare? Sì, molto meglio di qua. Qua fanno un po' più di difficoltà, ma anche a livello di stipendi siamo abbastanza bassi. Sì, c'è molto da lavorare, devo dire. Quando si parla di giovani, poi sentivo prima necessità, che una volta c'erano, adesso no. Io vorrei rivedere in maniera diversa, nel senso che la necessità di adesso è di avere una vita migliore. Siamo nel 2024, una volta c'era la sopravvivenza, adesso c'è io voglio vivere bene. Cioè devo tornare in Italia, devo stare in Italia ed essere contento di stare in Italia, non dire ma devo essere preso e valutato in maniera diversa in un altro paese. Anche perché non credo che Anna e Valentina sarebbero andate all'estero. Sì. Se si fossero trovate benissimo qui nel loro campo, ovviamente, no? Perché non è che si lasciano la famiglia, vabbè, se non per fare un'esperienza, ma se si decide di rimanere a vivere all'estero vuol dire che comunque qualcosa in patria manca, di base. Che poi dico, ripeto, come dico ai ragazzi che seguo a Remanzacco, io tornando ho avuto la possibilità di poi candidarmi a Remanzacco, adesso sono consigliere delegato alle politiche giovanili, lì ai ragazzi dico, fate un'esperienza all'estero perché ti aiuta e ti forma. Certo. L'importante è poi riportare questa formazione nel nostro paese. Devo dire che Ente Friuli nel mondo ci aiuta in questo perché ci mantiene in comunicazione, infatti, certo. Però ci vuole anche che lo Stato, la Regione aiuti i giovani a non andare via, perché altrimenti sì. Un ricordo che ha nel cuore della Scozia e una cosa che proprio non le manca? Ma allora, il senso di non essere giudicato, quindi essere libero di essere chi sei, e non mi manca il tempo, troppa pioggia. Sì, neanche noi non ce la passiamo benissimo qui, però la Scozia credo ma è peggio là, leggermente peggiore. Allora dalla Scozia andiamo in Irlanda, da Valentina Settomini, prima forse avevo sbagliato il cognome, giusto? Settomini è il cognome corretto. E, da Valentina appunto in Irlanda, a Dublino, per sentire un po' anche la sua storia che l'ha portata appunto in quel paese. Da dove viene, da dove è partita e che storia ha alle spalle. Sono di Gorizia e mi sono spostata all'incirca 20 anni fa per andare a Bologna. Lì ho studiato, ho fatto un periodo all'estero in Spagna, poi sono tornata, ho lavorato un po' di anni nel bolognese. Poi a un certo punto un'amica mi ha detto che ci cercavano da eBay, ho mandato un curriculum senza pensare di essere chiamata, nel giro di 2 settimane ero partita. Ovviamente ai tempi non prevedevo di fermarmi in maniera fissa, però sì, così è andata. Da quanto tempo è a Dublino? 11 anni fra qualche giorno. Ah, ok, quindi c'è già un'esperienza alle spalle e insomma si diceva un po' che cosa l'ha portata lì, aveva fatto altri giri e di che cosa si occupa poi nel concreto. Mi occupo di comunicazione e marketing. Sì, quello che mi ha portato lì è il fatto che venendo da una laurea umanistica, quantomeno, era un po' complicato riuscire ad avere un indeterminato. Era anche il periodo subito dopo la crisi, ovviamente parliamo del 2013, erano anni un po' complicati per tutti ovviamente.
Sì, e quindi ha cominciato, diciamo, un po' il giro in Europa che poi l'ha portata, insomma, in pianta stabile a Dublino. Dopo 11 anni immagino che la sua vita sia lì di fatto, o immagina che in un futuro possa esserci un ritorno? Dipende da tante circostanze, sicuramente, come avete accennato, manca la famiglia, gli affetti, il meteo, tante cose a cui siamo abituati. La maggior parte, poi Dublino è comunque un posto particolarmente diverso, per cui tantissime delle persone italiane che vivono qui poi finiscono per spostarsi dopo un periodo. Chi lo sa, vedremo cosa riserva il futuro. Con il Focolare lì riuscite comunque a fare gruppo, a mantenere un po' le tradizioni, a raccontarvi, a magari parlare in friulano, insomma, nel suo caso magari forse meno. Come una delle cose che si è accennato durante l'incontro che abbiamo avuto lo scorso weekend, il fatto che le persone si spostano crea dei cambiamenti nei focolari. Il nostro al momento è in una fase, diciamo, più semplicemente di supporto per chi viene e vuole delle informazioni. Assolutamente anche questo. Ho fatto la domanda anche agli altri, la faccio anche a lei, insomma, un pregio particolare dell'Irlanda e magari un difetto o una cosa che, insomma, in Friuli c'è, lì no. Il pregio principale è il fatto che è una città molto internazionale, si trovano persone veramente dovunque, si può imparare tante cose. Piuttosto giovane anche, dinamica, ci sono tanti eventi, tante cose e c'è una mentalità in generale dove si passa più il tempo a scambiarsi opinioni su cose che si è fatto, viste in maniera positiva, non c'è molto gossip. Una cosa che manca, è tutto il resto di base. E questa è una risposta abbastanza comune anche a quella che aveva dato Anna, Presidente, nel senso che è vero, all'estero si può trovare la gratificazione professionale, lo stipendio più alto, città che ti danno tantissime opportunità che magari qui nel nostro piccolo Friuli si hanno meno, però insomma il cuore, come è ovvio per tutti, sì, manca tutto il resto, ecco. Beh, certo, diciamo, noi l'abbiamo visto come nostalgia in un caso, credo che con la nuova emigrazione sia ovviamente la consapevolezza che il Friuli è cambiato in questi anni, oggi è una regione che offre molto, purtroppo manca come sistema paese, anche forse come sistema regione, manca la possibilità oggi di mettere realmente a frutto quello che di fatto è una grande qualità anche del nostro sistema formativo, perché se tutti questi giovani, parliamo che un terzo dei giovani laureati o ad alta specializzazione, diplomati ad alta specializzazione, trovano immediatamente l'opportunità di interagire con aziende, con società, con territori, con luoghi. Quindi significa che la formazione che hanno portato con sé è una formazione importante e quindi il tema vero è come accanto a tante qualità che il Friuli ha, e noi le possiamo vivere ogni giorno, dobbiamo metterci anche quella dell'opportunità di rimanere o perlomeno. Non tanto di rimanere perché si deve stare, oggi come abbiamo sentito è importante confrontarsi, è importante acquisire esperienze, è importante con il mondo bisogna relazionarsi e anche vivere alcuni anni una realtà nella quale ci si scambia, nella quale ci si incontra, nella quale si confronta, nella quale si cresce, è ovviamente importante. Poi però dovremmo offrire quelle che sono strutture, opportunità, occasioni di rientro, perché allora sì che la formazione iniziale, che è costata al sistema paese, perché non è che noi sostanzialmente in questo modo regaliamo un investimento che il paese fa su un giovane, lo regaliamo a realtà che sono esterne al nostro sistema. Sì, lei diceva bene, no? La nostra regione, sì, anche rispetto magari a 10 anni fa, come diceva Valentina prima, è cambiata, oggi tante opportunità, vediamo insomma la disoccupazione è praticamente ai livelli più bassi, però se noi a Valentina, Anna, dovessimo dire oggi che cosa ti proponiamo per farti rientrare, saremmo in grado di dar loro una proposta convincente per riportarle qui? Proviamo a ipotizzarlo e poi lo chiediamo a loro, no? Sì, il tema è questo, noi abbiamo, lo dicevamo prima, probabilmente sistemi anche
legati, piuttosto conservativi, anche nella opportunità che una persona può trovare di carriera, questo famoso ascensore sociale, la disponibilità ad offrire una diciamo, protezione anche familiare. Ne parlavamo l'altro giorno, gli asili da noi pubblici alle 4 chiudono e chi ha un figlio magari lavora, no? Alle 4 o ha i nonni che gli fanno la protezione sociale o paga la babysitter, no? O paga la babysitter, no? E questo è un problema, perché evidentemente è un problema. Allora c'è un sistema che deve capire e deve attuare una ristrutturazione profonda, perché evidentemente credo non sia solo il problema dello stipendio, che evidentemente è un dato, ma che c'è anche una praticabilità, cioè una vivibilità complessiva della propria poi esperienza di vita e di lavoro. Perché se ci si abitua a certi servizi, a certi comfort o welfare, diciamo, poi diventa difficile rinunciarci al di là dello stipendio, perché lì avranno stipendi più alti a Dublino e a Stoccolma, ma anche il costo della vita sarà più alto, quindi voglio dire, non è che ne facciamo solo una questione economica. Si godono meno rispetto alla possibilità di stare e vivere all'aria aperta. Hanno mare, la montagna, un'ora di strada, montagna, non ce sì, forse. tutto questo, no? Allora, pubblicità e poi andiamo da Anna e Valentina per sentire che cosa potrebbe farle rientrare tra poco. Eccoci di nuovo insieme con Economai FVG. Prima della pubblicità avevamo fatto questo ragionamento e parliamo di emigrazione, come poter attrarre quei giovani che sono andati all'estero e che adesso stanno bene all'estero, ma che potrebbero essere molto utili per la nostra società, il nostro sistema economico. Allora andiamo da Anna Scaini in Svezia, a Stoccolma, per chiederle che cosa potrebbe mettere, diciamo, sul piatto la nostra regione, intesa come territorio, per farla rientrare. Una ricercatrice, insegna e quindi insomma anche un livello insomma, abbastanza alto, una professionalità, quindi insomma, immagino poter forse insegnare anche nelle nostre università, ma potrebbe esserci una proposta allettante, quale dovrebbe essere? Sicuramente sì, è un po' il mio sogno il fatto di tornare, quindi sì, ci penso spesso. Io credo che una cosa è già stata nominata, quindi il discorso della famiglia. Io adesso non tornerei più da sola, tornerei con una persona che ho sposato e che non viene dall'Italia e tornerei con un bambino che ha 4 anni e parla già 3 lingue. Quindi tornerei con qualcuno che sicuramente avrebbe bisogno anche dello stesso tipo di supporto di cui avrei bisogno io. Quindi sicuramente quello che è stato detto è molto importante per me, la parte della famiglia. E poi forse il discorso del cambio di mentalità. Quello è un po' più difficile da raggiungere, però abbiamo bisogno di persone come noi, che siamo via da un po', certo. Abbiamo bisogno di persone come noi che rientrino in modo da poter cambiare questa mentalità. Io trovo che il progetto di Friuli nel Mondo e questo percorso che abbiamo fatto sia andato in questa direzione. Abbiamo tentato anche insieme di collaborare e di gestire queste diversità che ci sono tra la regione e l'Italia, diciamo, e i posti in cui siamo per andare oltre, per tentare di cambiare un po' la mentalità e far rendere le persone più felici anche di tornare. Sì, hai detto una cosa, insomma, messa un po' lì così, ma molto importante, secondo me, un bambino di 4 anni che parla 3 lingue. Ecco, su questo è chiaro che noi siamo, Presidente, lontani anni luce purtroppo. È chiaro che chi ha respirato una cultura, un interscambio, una grande città, una grande capitale europea, al di là del legame personale di rivedere mamma e papà e gli amici, fa un po' fatica a lasciare tutto questo per dire rientro, e che il Friuli Venezia Giulia tutto sommato si sta anche bene, insomma, da un certo punto di vista. Perdiamo quel contributo, Anna diceva, sarebbe proprio invece un contributo vero. Chi certo, rientra porta tantissimo, e questo porta la propria esperienza e la propria formazione, che l'ha presa qua, l'esperienza cresciuta vivendo fuori, ma soprattutto porta questa apertura, no? E magari un marito che lo stesso ha una professionalità molto spendibile sul nostro territorio, che potrebbe arricchirci perché arriva da un altro paese. Allora vado anche da Valentina Settomini a Dublino per chiederle un po' la stessa cosa, ecco, che cosa potrebbe convincerla a rientrare in Friuli
con l'esperienza che ha, immagino che anche lei abbia una famiglia lì, visto che è lì da tanti anni. Sì, beh, c'è un primo problema di cui si è accennato, che è il problema della retribuzione mensile. In Irlanda le spese sono molto elevate, per cui sono costretta ad avere una vita, diciamo, semplice, però essendo la cifra numericamente più elevata consente di fare di gestirla meglio, diciamo. Mentre in Italia quelli che possono essere gli stipendi medi potrebbero essere un attimino sfidanti, specialmente con i costi della vita attuali. Quella sarebbe una prima cosa. E la seconda cosa, che però per me è ancora più importante del lato economico, è il lato della cultura, come ha accennato anche Dan. E la cultura lavorativa è stata una delle cose che non mi manca della mia esperienza italiana, è il fatto che qui in generale c'è una certa flessibilità, una certa fiducia. In Irlanda assolutamente non è pensabile di rivolgersi in mala maniera al dipendente o di pretendere che si fermino oltre l'orario lavorativo. Sono cose che invece mi sono successe nella mia esperienza lavorativa passata, anche se ovviamente non suppongo che siano ovunque. Sì. Per cui se ci fosse un po' una differenza di mentalità nell'approccio al lavoratore, un po' meno infantilizzato se vogliamo, quello sicuramente aiuterebbe. Sì, Alex invece ha fatto l'altra scelta, quindi ce l'ha raccontata prima, però qual è stata la molla per tornare, principale? Friuli Venezia Giulia, quindi io mi sento friulano, sono friulano e volevo tornare, però non tutti hanno questo, io mi sento appunto friulano e ho voluto ritornare con dei compromessi, quindi come si diceva ci sono certe cose che ancora non mi vanno bene, certo. però bisogna cambiare questa cosa qua. Molti italiani, friulani, non si sentono friulani, vogliono trovare la loro identità in un altro paese e questo non va bene. C'è bisogno di riportarli vicini, ma dando anche delle opportunità. Credo che non sia il caso forse di Anna e Valentina, insomma credo che si sentano friulani anche loro e magari, come ci hanno detto un po', vorrebbero sicuramente tornare se potessero, ma magari quei compromessi a cui Alex è stato disposto, diciamo, a scendere pur di riavvicinarsi a casa non sono ancora sufficienti per le esperienze delle altre due, e quindi questo naturalmente, poi le storie personali sono di ognuno, però Chiandussi resta il fatto che guardiamo con una certa invidia, un po' lo diceva il Presidente prima, insomma li abbiamo formati, li abbiamo cresciuti e nel momento migliore in cui bisognerebbe raccogliere i frutti, è vero che lo facciamo anche noi con altri stranieri che sono qui, si potrebbe dire la stessa cosa, però nel nostro caso forse questo saldo è ancora negativo per noi, perché Presidente, quanti sono andati via giovani? Beh, in 10 anni 13, mi sono stimati 13.000 giovani appunto laureati, formati. Non credo che abbiamo compensato portando 13.000 laureati dall'estero. Dello stesso livello no. No, Chiandussi? Sì, beh, intanto complimenti a questi giovani e sono sicuramente solo una parte. Questa loro formazione e preparazione ci rende orgogliosi, comunque anche se partono perché vanno all'estero, però abbiamo della gente veramente che viene sicuramente valutata in un modo più che positivo, perché hanno le competenze e la preparazione. Per dire anche quello che ha detto il Presidente Jacob, certo, ci sono delle condizioni che potremmo ricreare per i giovani che volessero rientrare, ma qui bisogna entrare in un campo dove ci devono ricreare un sistema economico di welfare e quant'altro affinché loro si sentano poi attratti da questa riconsiderazione, no? Perché se no solo dire e parlare non basta, bisogna creare le condizioni affinché abbiano sicuramente una riflessione. In più, care ragazze e cari ragazzi che siete all'estero, noi abbiamo bisogno che voi giovani dovete comunque tornare a fare figli e a noi servono in una maniera importantissima, perché il calo demografico che è stato appena detto, l'Italia avrebbe sicuramente un futuro non troppo all'altezza. Perciò diamoci da fare tutti, ognuno per la sua parte, e così tentiamo di creare quelle condizioni che possono diventare interessanti per voi che volete rientrare e per altri immigrati che vogliono venire a fare esperienze nel nostro paese, anche perché nel loro sangue c'è un richiamo ancora molto forte che si chiama Friuli. Sì. E il Friuli, se la vuoi di continuare a esistere, deve mantenere una storia
e ancora un lungo cammino per resistere. Allora, nel seminario del 4 e del 5 ottobre c'erano tanti altri giovani, qui abbiamo insomma alcune esperienze, ma ce n'erano tante altre. Adesso vi facciamo sentire anche la storia di Giacomo Ferrara, lui ha avuto un'esperienza a Budapest, sentiamo. Giacomo Ferrara, che ha 25 anni, da Udine si è spostato a Budapest. A Udine, in Friuli Venezia Giulia, non trovavo, secondo me, lo spazio, come credo condividano tanti giovani della mia età, chi ha la mia età oggi, chi aveva la mia età quella volta. Intendo dire un mercato del lavoro che non ti dà la sensazione veramente di premiarti se ti impegni e di poter crescere. Io a Budapest ho trovato lavoro in maniera velocissima, sono andato lì da turista e neanche 10 giorni dopo mi sono trasferito perché avevo già in mano un contratto. Ero anche molto disponibile a fare, diciamo, qualunque tipo di lavoro, non mi sono posto il problema sul cosa. Ho cercato lavori dove chiedessero l'utilizzo della lingua italiana perché in quel momento non mi sentivo così forte in inglese, poi l'ho imparato stando lì. Ho iniziato in un'azienda di IT, Information Technology, e poi ho cambiato perché il mercato del lavoro lì è estremamente veloce. Ho lavorato per Suez, Nokia, Morgan Stanley, fino a che ho deciso che, diciamo, il lavoro d'ufficio dalle 9 alle 5 non è esattamente nelle mie corde. Mi sono messo in proprio e faccio il consulente d'immagine. Budapest è in sé molto conveniente a livello di distanza, una città estremamente dinamica, estremamente multiculturale, al di là di pregiudizi che ci possono essere sull'Ungheria e il suo governo, però la città in sé è estremamente moderna, europea e dinamica da un punto di vista sociale e soprattutto lavorativo. Io non conosco nessuno a Budapest che, conoscendo bene o male due lingue, diciamo l'italiano e l'inglese come nel mio caso, sia rimasto senza lavoro per più di un mese. E non c'è nulla che ti riporterebbe in Friuli Venezia Giulia ad oggi? Non riesco a immaginare nel momento in cui avrò dei figli di portare i bambini dal pediatra o all'asilo in un paese che non è l'Italia, quindi questa è una cosa con cui dovrò fare i conti quando sarà il momento. Eh sì, perché tutto sommato qui insomma ci sono anche dei lati positivi ai quali siamo molto, molto legati, no Presidente? Certo. Quindi è vero, si va, si fa l'esperienza all'estero, alcuni si fermano, alcuni ritornano, però insomma diciamo che a parità di condizioni tutti vorrebbero tornare. Sì, è un po' anche, diciamo, questa missione nuova, credo, di Ente Friuli nel mondo. Stiamo ragionando proprio su questo diverso approccio. La vecchia immigrazione che va rispettata, che va aiutata, insomma, nel compimento di quello che è la funzione che ha svolto attraverso i circoli in tutti questi anni, e il mantenimento invece di relazioni, di rapporti con la nuova immigrazione. E appunto è stato detto che può anche aiutarci perché è un'immigrazione nuova di successo dove si colloca, che può mantenere relazioni fra la regione Friuli e i luoghi in cui è presente. È un'immigrazione nuova che può stimolare la nostra comunità ad aprirsi, ad aggiornarsi, ad essere attrattiva non solo, già importante perché c'è il mare, la montagna e si mangia e si beve bene, sì, ma anche e soprattutto perché si può realizzare un progetto di vita proprio e della propria famiglia. Noi abbiamo delle eccellenze importanti anche nei settori appunto produttivi, nei settori dell'assistenza, nel settore della sanità, cioè vanno messi a sistema, a frutto, e vanno aggiornati e spesi proprio per creare questa opportunità, ricreare. E poi noi dobbiamo, forse quello sì, ecco, possiamo attraverso la nostra presenza nel mondo cercare di portare un messaggio che magari interessi giovani nel mondo. Io dicevo, sono reduce dall'Argentina. Sì. In questo momento 200.000 giovani argentini ogni anno emigrano dal proprio paese. Sì, perché l'Argentina diciamo che sta malissimo. È una situazione economica piuttosto complicata, però noi lì abbiamo persone che hanno anche del sangue, se vogliamo, insomma, no? Comunque delle origini, che hanno vissuto anche le attività che l'ente ha svolto in tutti questi anni, questi corsi origini, queste ospitalità, laddove hai anche riattivato, no? alcune chiavi interne e lo vedi perché quando vai lì sono magari protagonisti delle proprie comunità, sono attivi. Ecco, ma anche a loro che vengono fuori non possiamo solo offrirgli un posto di lavoro magari con la logica che diceva prima Ferrara dall'Ungheria, no? Cioè, certo. Ti senti messo lì in una casellina, ti danno un posto di lavoro e stai lì. Sì, no. Deve essere un sistema che a questo punto
ti accoglie e ti fa capire che poi tu sei utile al sistema e il sistema ti dà una mano. E quindi metti assieme il dato altrettanto preoccupante che noi dobbiamo scontare è che nei prossimi 5 anni probabilmente serviranno 100.000 lavoratori a questa regione e con la nostra, a causa della crisi demografica e dello sviluppo avremo, se va bene, 50.000 persone che potranno rispondere a questa necessità. Sì, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo anche di questo, di come cercare di attrarre anche quelli che non sono friulani in giro per il mondo per darci una mano a risolvere questo problema tra poco. Ultima parte di Economy FVG, l'emigrazione, il focus della trasmissione di questa sera, e si diceva sì, i friulani vanno all'estero, si può anche farli rientrare, qualcuno va e rimane, qualcuno rientra, però Chiandussi il tema fondamentale è che, come diceva il Presidente Jacob prima, bisogna portare 100.000 lavoratori nei prossimi 5 anni e non possiamo immaginare di cercare di riportare solo friulani. Oggi ci sono in piedi molti progetti con i salesiani in Ghana da parte delle Confindustrie per cercare, ma anche Confartigianato sta facendo dei passi per cercare di attrarre anche una immigrazione, in questo caso qualificata. Non c'è altra soluzione, mi sembra di capire. Assolutamente, perché se è qualificata la competitività sul mercato è sicuramente molto più competitiva. Diciamo che noi comunque come numeri di aziende di Confartigianato Imprese c'è stato un calo evidente per le diverse situazioni, sia delle questioni economiche del mercato e quant'altro, però ancora poter attrarre dei giovani, e noi abbiamo molte imprese che si iscrivono all'artigianato e hanno nazionalità sicuramente non più italiane, no? Perché in campo edile non si trova più un muratore friulano neanche se gli dai 5.000 euro al mese. Ma no, è una battuta. Sì, no, ma non è neanche tanto lontano dalla realtà. Anche perché noi ribadiamo questo concetto. Piccola impresa vuol dire ancora essere un futuro. Perché la piccola impresa, piaccia o non piaccia, certo la piccola impresa deve fare un po' rete, deve organizzarsi meglio, questo è pacifico. Però la piccola impresa non solo nei servizi, ma anche in campi diversi, perché noi comunque rappresentiamo 40 e più categorie di artigiani, certo. E allora voglio dire, attrarre anche gente, sicuramente un'immigrazione nuova da varie parti del mondo e dell'Europa, potremmo rinforzare questo paese a livello anche di economia. Bisogna creare le condizioni, come ho detto prima, per i giovani, ma anche per i futuri piccoli impresari, certo. Creargli le condizioni che possano entrare in un mercato che è sempre difficile, ma la passione e l'amore per quello che fai tante volte ti sprona ad andare avanti. Allora voglio fare un piccolo sondaggio con le nostre ospiti all'estero, partendo da Anna. Com'è la situazione dei figli, cioè le svedesi quanti figli fanno e come viene gestita lì l'immigrazione? La statistica non lo so. So che ci sono sicuramente più figli, cioè si fanno più figli qui che in Italia sicuramente, però anche qua mi pareva ci fosse una contrazione in base ai risultati del seminario. Qui è più facile perché le famiglie sono molto aiutate, ci sono 450 giorni di maternità e paternità, si tende a fare 450? A metà, le donne riescono comunque a... Quant'è il numero? Quanti giorni di maternità? 450. Sì. Più di una, sì. E quello è solo l'inizio. Sì, poi ci sono altri, e quelli sono pagati all'80%, poi ci sono molti più giorni che vengono pagati meno. Però il primo anno del bambino lo si fa a casa praticamente tutti. E questo aiuta molto ovviamente perché rende sia entrambi i genitori abbastanza tranquilli e si tende a fare, come dicevo, a metà, quindi è più anche gestibile dal punto di vista lavorativo per le madri. Sì. E tutti prendono questi giorni, quindi non c'è diciamo una pressione sociale o cose di questo tipo, quindi sicuramente il sistema aiuta molto. Anche quando i bambini sono ammalati tutto si ferma. Qui abbiamo, quando i colleghi hanno i bambini ammalati o se io o mio figlio è ammalato automaticamente devo andare e non succede più niente, qualcun altro finisce per te.
Sì. E dal punto di vista invece della gestione dell'immigrazione, qual è il tasso un pochino lì, insomma, come viene gestito il fenomeno? Sì, adesso stanno cambiando, il governo è cambiato e da poco hanno addirittura, ho letto di alcune regole per dare un contributo a chi se ne va dalla Svezia, perché si sentono un po' oberati dalle persone che arrivano. Però in generale c'è stata anche in questo caso una contrazione, a quanto ho letto, e comunque la Svezia ha la fortuna di avere tantissimi lavoratori molto specializzati. Certo. Quindi magari hanno molte persone in entrata, però spesso sono persone che hanno magari una formazione importante che poi viene usata. La Svezia sta ad esempio al nord. Me e mio marito, noi ovviamente siamo un po' una risorsa, e questo si vede. Io lavoro all'università, quindi gli stipendi sono comunque un po' più bassi rispetto al settore privato, però mio marito nel settore privato diciamo, se vuole cambiare lavoro domani ha 10 offerte. Sì, questo diciamo è fondamentale sulla gestione dell'immigrazione. Naturalmente la Svezia, anche l'Irlanda, adesso andiamo anche da Valentina, sono molto in alto, lontane dalla rotta balcanica, lontane dalle coste dell'Africa, quindi un altro più facile gestire sicuramente l'immigrazione. Chiedo le stesse cose a Valentina, insomma, sui figli, sulla famiglia, la gestione della famiglia in Irlanda e appunto sull'immigrazione. Allora, sicuramente qua ci sono figli, c'è una tendenza, dipende chiaramente se parliamo di local, ovvero irlandesi, o di impatriati, per così dire. Gli irlandesi fanno sicuramente figli, non saprei se più di noi, le fanno più giovani, molto molto più giovani, questo sicuramente. Comunque è uno stato in cui c'è un po' una carenza di risorse, per cui diventa molto complicato. Gli asili costano 1.000 euro al mese per ogni bambino, ci sono dei piccoli aiuti, ma insomma ci sono grandissime difficoltà. I bambini vengono iscritti all'asilo praticamente appena concepiti, perché almeno a Dublino, perché c'è veramente troppa gente, è un posto che sta esplodendo. E comunque è un posto complicato anche dal punto di vista della mobilità, nel traffico e tutto. Tra i vantaggi c'è il fatto che il lavoro da remoto è sdoganato, anche se c'è un ritorno agli uffici, quindi questo chiaramente aiuta i genitori. Ci sono una quantità di giorni non retribuiti che le persone possono prendere per ogni figlio dopo. In generale le aziende lo cercano di facilitare, magari con dei part-time verticali o orizzontali. Per cui ci sono certe facilitazioni che magari non ci sono, però è un sistema complesso. Molta gente quando vuole avere il secondo figlio se ne va perché semplicemente non è gestibile. E sul fatto dell'immigrazione, com'è il tasso lì, come viene vista anche a livello del governo? Dipende. Purtroppo in generale è sempre stata una cosa positiva. Però nell'ultimo anno, voi forse avrete sentito sui notiziari a dicembre, gennaio c'era stato, dicembre dell'anno scorso c'erano stati dei tumulti in centro con la scusa di un assalto a delle bambine. Una persona insomma con dei problemi ha assalito delle bambine fuori da una scuola e questo ha dato adito a delle rivolte con sfondo, diciamo, razzista. Contro l'immigrazione. Dipende, immigrati da dove? Noi italiani siamo a posto, altre nazionalità sono viste meno bene. In generale ok, però appunto dipende. Ecco, sì, ultimissima domanda un po' a entrambe velocemente, poi anche Alex, vi siete mai sentite discriminate perché italiane o perché straniere? Partiamo da Valentina, dice di no. No, assolutamente, anzi adorano noi italiani. Andiamo anche da Anna. Ma in Svezia no, sicuramente discriminate dipende, forse, cioè, penso che... Sì, per dire italiani, donna, sì. No? Discriminate anche come in quel donna senso sì, lì. sicuramente. L'ambiente della ricerca è un po' difficile a volte, secondo me. Quindi anche lì. Sì. Ecco, non è tutto oro neanche in Svezia. Alex, in Scozia episodi magari... insomma, dove gli italiani non vengono visti benissimo, oppure tutto ok? In Scozia un pochino sì. Io mi sono sentito ogni tanto in vari settori. Io ho lavorato nel settore agrario e quello
sanitario e a volte sì, molte volte. Non come qua, ma insomma, anche all'estero se sei straniero. Sì. Naturalmente, insomma, poi nei vari paesi, insomma, può capitare, ecco, che lo straniero venga sempre visto, insomma, non sempre di buon occhio, anche se in questo caso qui e in molti casi spesso, insomma, gli italiani, Presidente, hanno costruito il mondo. Se andiamo in Australia, insomma, se andiamo in America Latina, in Europa, in Belgio. L'hanno costruito, ecco. Ma certamente non si sono trovati avanti a sé, no, braccia aperte. Una volta diciamo che le discriminazioni erano qualcosa di pesante. Hanno dovuto conquistarselo, ovviamente con l'esempio, con il lavoro e con la capacità di dimostrare appunto quello che erano l'impegno, l'onestà, perché insomma, sappiamo, insomma, in Belgio sono andati in cambio di sacchi di carbone. Io ho visto all'esterno delle miniere belghe le baracche di lamiera dove dovevano passare sicuramente il primo periodo, dimostrando di saper lavorare per poi ambire ad avere magari 2 stanzette e portare la famiglia. Quindi diciamo che posso confermare, avendo avuto 2 nonni che hanno lavorato a Charleroi alcuni anni, e dai loro racconti, ecco, come dire, sì, gli italiani erano veramente malvisti. Sì, quindi questo è un dato. Però noi oggi possiamo lavorare, credo, per appunto riuscire a dare anche un nuovo volto all'immigrazione. Cioè immaginare di immigrazione possibile, immaginare di formare già in loco, no, le persone, dargli una confidenza magari con la lingua italiana, spiegargli le tradizioni, spiegargli alcune priorità, portarli qui per un periodo con degli stage, con delle esperienze. Ecco, potrebbe servire, insomma, a questo accompagnamento, no? Non è mai facile per nessuno, credo, lasciare comunque la propria casa, la propria consuetudine e spostarsi ovviamente in un altro luogo. E quindi io credo che questo dovrà essere l'impegno che tutti noi dobbiamo assumersi, anche noi organizzazioni dell'immigrazione. Insomma, se è possibile lanciare un messaggio, e oggi serve un'immigrazione all'inverso, cerchiamo con l'esperienza fatta dai nostri di migliorare questo aspetto e di consentire, di preparare evidentemente anche delle persone a venire da noi e a rientrare per certi, oppure a vivere l'esperienza nuova per altri. Assolutamente sì. Allora, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio gli ospiti che sono qui in studio con noi, Franco Jacob, Pierino Chiandussi e Alex Nadalutti. Grazie, in bocca al lupo anche a Alex per tutte le sue esperienze che ha in piedi qui. Abbiamo sentito dalla politica al lavoro e lui è uno che è tornato. Faccio un ringraziamento e un in bocca al lupo sia a Anna Scaini, che è stata collegata con noi da Stoccolma in Svezia, sia a Valentina Settomini, che è stata collegata da Dublino in Irlanda. Allora, ad entrambe in bocca al lupo, il Friuli vi aspetta a braccia aperte se vorrete tornare per una vacanza, ma insomma se volete tornarci anche in pianta stabile siamo tutti più contenti, voi con le vostre famiglie. Grazie e alla prossima. Grazie, allora grazie di nuovo. Grazie a Francesco Snidero e Paolo Bassi in regia, grazie a voi per averci seguiti. Economai FVG ritorna giovedì prossimo. Buona serata a tutti, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Sistemi Pordenone, Udine, Vicenza.